di carnevale in casa la causa del focolaio di Covid alla scuola elementare di Farra di Soligo, situazione aggravata dal fatto che diversi genitori non danno il consenso al tampone e nella Marca l'RT torna sopra 1. Furioso il sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin a pagare, dice, tutta la comunità, oltre ai 24 casi alle elementari, oltre a ora anche 2 positivi alle scuole medie. Chiusura o apertura delle scuole, Zaia chiede che ad esprimersi sia il CTS, intanto crescono i contagi in Veneto, se arriviamo con l'RTA 1, dice il governatore, torniamo in arancione. Dopo i bonus 600 euro costati la candidatura a 3 consiglieri regionali, scoppia il caso del bonus centri estivi alla senatrice Fregolente, nuova bufera nella Lega Trevigiana. Tragedia poco prima dell'alba a Sernaglia della Battaglia, 45enne cinese trovato morto mentre in bici andava al lavoro, tra le ipotesi anche quella dell'auto pirata. Informazioni riservate passate ad amici e parenti, finanziere 58enne in servizio a Treviso agli arresti domiciliari, il comandante provinciale tolleranza zero nei confronti di chi viene meno ai propri doveri. Raffica di furti al cimitero di San Lazzaro, 12 episodi negli ultimi giorni, il comune di Treviso installa le fototrappole per identificare i ladri. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano ancora il focolaio scoppiato a Farra di Soligo e sarebbe proprio una festa di carnevale extrascolastica la causa del focolaio di Covid nella scuola elementare, che ora man mano si sta diffondendo. Ad aggravare la situazione anche il fatto che diversi genitori non hanno dato il consenso per il tampone, ma a preoccupare sono in genere le scuole. Nella Marca l'RT torna sopra 1, sentiamo i dettagli con il direttore generale dell'ULSS Francesco Benazzi. E la verità è che la cosa che stona è che mi risulta che non vogliono fare il tampone, però dopo qualche genitore ha pensato bene, ed ecco poi la fonte del contagio, di far fare ai propri figli una festa di carnevale, ovviamente non in classe, a casa di qualcuno, a organizzare questa festa, e da là è partito il focolaio. Una festa di carnevale solo apparentemente innocua è all'origine del focolaio che si è sviluppato alle elementari Ancillotto di Soligo e che da giorni sta tenendo con il fiato sospeso un'intera comunità. E questo mentre i numeri del contagio si aggiornano con 2 nuove positività tra il personale scolastico, in totale quindi 20 alunni e 4 insegnanti su 140 tamponi, 15 poi bambini che a Soligo non hanno potuto effettuare il tampone a causa del rifiuto da parte dei genitori. E in questo caso qua chiaramente abbiamo dovuto mettere anche in quarantena le famiglie, perché non possiamo permetterci che possa chiaramente uno dei familiari magari che risulta positivo perché il ragazzo non ha voluto fare il tampone, che poi possa questo essere strumento di ulteriori cluster. In tutto questo c'è però una notizia confortante. Non ho segnali dal dottor Rigoli che ci sia assolutamente la variante inglese. Ma il fronte scolastico, più in generale a preoccupare la direzione dell'ULSS 2, 78 le classi con provvedimenti in atto in tutta la Marca, 32 in quarantena e 46 in monitoraggio, il trend in crescita e lo si vede dal famigerato R-Conti. Evidentemente causa certi comportamenti, l'RT, l'R con T, che è l'indice che fa capire quanto importante sia averlo basso per non avere contagi, è passato dallo 0,6 di esattamente 20 giorni fa, oggi siamo all'1,03, quindi significa che sta crescendo in modo importante. Insomma, occorre fare di tutto per evitare un altro passo indietro, quindi ulteriori restrizioni, l'appello anche ai genitori è diretto. Evitate di fare feste, di fare assembramenti, utilizzate la mascherina, spiegatelo anche ai vostri figli e soprattutto dateci la possibilità di fare i tamponi, perché è l'unico mezzo per isolare, ovviamente, tracciare e verificare che si creino altri cluster, cioè altri focolai. È furioso per quanto sta accadendo il sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin, a pagare, dice, è tutta la comunità. Sono davvero sconcertato perché se ecco questo che è quello che è successo, sono davvero sconcertato perché dico non ci si è resi conto di quella che è veramente la situazione che stiamo vivendo da un anno, non c'è neanche rispetto nei confronti anche dei più piccoli, perché comunque siamo andati a mettere a subbuglio un intero paese, perché in questi giorni siamo letteralmente bombardati e siamo sulla bocca di tutti, quindi
Veramente non so neanche cosa dire, sono veramente sconcertato di questi comportamenti. È uno sfogo carico di amarezza quello del sindaco Mattia Perencin alle prese con un focolaio che rischia di innescare un pesante effetto domino sul territorio, come dimostra la conferma di 2 positività al virus alle scuole medie di Farra, dove già nella giornata di mercoledì è scattato il monitoraggio. Queste perché hanno dei familiari che sono legati poi al focolaio che abbiamo alle elementari, e quindi 2 classi delle medie sono state poste in quarantena e una terza domani andrà invece a fare i tamponi, quindi fondamentalmente saranno probabilmente 3 queste classi delle medie. Una contabilità quindi in aggiornamento che va ad aggiungersi alla lettera appello scritta a 4 mani con la dirigenza scolastica dell'istituto comprensivo e rivolta a quei genitori che non hanno dato il consenso al tampone e che l'ULSS ha messo a loro volta in quarantena, contromisura che il comune appoggia. E di conseguenza bisogna evitare il propagarsi del virus e quindi questi poi sono i provvedimenti che vengono presi, non possiamo rischiare. Ecco, i timori del sindaco che avete sentito trovano una conferma nell'aggiornamento che è arrivato proprio ora da parte dell'azienda sanitaria della Marca. Sono salite a 3 le classi delle medie di Farra con provvedimenti, 2 in quarantena, 1 in monitoraggio, sempre legate naturalmente al focolaio di Farra, e si è aggiunta anche in monitoraggio una classe di una scuola superiore di Conegliano, anch'essa frequentata da un ragazzo contatto di positivo di Soligo. Ci sono poi anche altre 2 classi della primaria di Col San Martino messe in monitoraggio, sempre perché legate al focolaio di Soligo, scoppiato appunto, come avete sentito, a causa di questa festicciola organizzata per il Carnevale. E a proposito delle scuole, duro intervento oggi del presidente della Regione Zaia al consueto punto stampa. Ho chiesto ufficialmente al governo, ha detto che il CTS si esprima formalmente e pubblicamente rispetto all'apertura delle scuole. Ho chiesto ufficialmente, questo lo potete scrivere senza problemi, che il CTS si esprima formalmente, pubblicamente, e quindi ci renda note le sue determinazioni rispetto all'apertura delle scuole. L'ordinanza che prorogava la chiusura delle scuole fino al 31 gennaio rinviando l'apertura rispetto alle altre regioni era stata una delle più contestate. Oggi, anche alla luce di quelle contestazioni, il presidente Zaia ribadisce la necessità di un intervento del CTS. I dati, con 1.304 positivi su 47.356 tamponi, confermano un Veneto in piena zona gialla, ma la percentuale dell'incidenza del contagio è raddoppiata negli ultimi giorni. Siamo passati da 600 positivi al giorno a 1.300 se guardate con attenzione. Nel giorno del vertice Stato-Regioni il Veneto invoca ragionevolezza nelle misure. Abbiamo posto una questione: il ristorante, se è vero che non è pericoloso a mezzogiorno, dovete spiegare per quale motivo non si apre la sera, pur rispettando il coprifuoco. Priorità nella comunicazione delle decisioni, tempestività e una nuova campagna di sensibilizzazione della popolazione. Zaia torna anche sulla questione dei tamponi fai da te. Penso che un ristorante col fai da te rispetto a un ristorante senza fai da te sia meglio il ristorante col fai da te. Sto parlando del test. Cosa che accade in giro per l'Europa e nel mondo. E notizia di oggi, il governo ha già fatto seguito alla proposta di Zaia di inoculare vaccino su più persone possibili, almeno con una prima dose, rinviando piuttosto la seconda somministrazione a chi ha già avuto il coronavirus. Il ministro Speranza ha dato seguito all'input delle regioni, affidando già ad AIFA un primo parere su questo. L'ultimo passaggio è per la ripartenza. In un Veneto martoriato da un anno di pandemia, al di là dei ristori, l'auspicio è che il governo utilizzi i soldi del Recovery Fund come una sorta di safety car che rimette in gara tutte le auto come se fossero di nuovo ai blocchi di partenza. Arriva il Recovery Fund e inietta, fa il pieno a tutte le auto, dice fino adesso non avevate una corsa normale e c'è stato un problema, adesso ripartite. Sono le nostre aziende le auto, no? E quindi io spero che Draghi utilizzi il Recovery Fund per far questo. E nel corso del punto stampa di oggi l'assessore alla sanità Lanzarin ha fornito anche il cronoprogramma per quanto riguarda le vaccinazioni delle prossime settimane. Sentiamo. Sono quasi 110.000 le persone che in Veneto hanno ricevuto la seconda dose di vaccino anti-Covid, più di 197.000 quelle che hanno avuto la somministrazione di almeno una dose.
Al momento, dall'inizio della campagna vaccinale, sono state somministrate più di 307.000 dosi. Le ULSS di Treviso e Padova da sole ne hanno fatte oltre 100.000. Dalla sede della Protezione Civile di Marghera, l'assessore regionale alla sanità Emanuela Lanzarin ha ricordato i punti del cronoprogramma. Il 15 di febbraio hanno iniziato le aziende con la corte del 1941. Il 22 febbraio, quindi questo lunedì, con la corte del 1940. Lunedì prossimo, 1 marzo, si inizierà con quella del 39 e poi raggrupperanno le corti. E questo quindi per i vaccini Moderna e Pfizer. Contemporaneamente è iniziata con AstraZeneca la vaccinazione del personale scolastico. Prima le scuole dell'infanzia, il segmento 0-6 anni, da lunedì anche tutte le altre scuole di ordine e grado. In alcune aziende sanitarie venete è iniziata inoltre anche la vaccinazione di forze dell'ordine ed esercito. Alcuni corpi delle forze dell'ordine sono autonome dal punto di vista sanitario e quindi noi consegniamo il vaccino a loro e poi sono loro che lo iniettano alle proprie forze dell'ordine, insomma ai propri corpi. In parallelo agli over 80 ci sono poi le vaccinazioni per le persone che presentano patologie gravi, tra cui 20.000 oncologici e 5.000 trapiantati. I primi che sono gli oncologici, i trapiantati e la fibrosi cistica, però il piano nazionale ci sono anche molte altre patologie, quindi poi andremo subito con queste persone insomma, che hanno diverse, insomma, dal diabete piuttosto che problemi cardiocircolatori, cardiovascolari eccetera, quindi da questo tipo e poi però dovremo capire anche a livello dei servizi essenziali con quali categorie andremo avanti. Avete sentito prima dalle parole del direttore generale Benazzi gli incrementi dei contagi nella provincia di Treviso. Nelle ultime 24 ore sono 168 i nuovi casi e 2 i decessi e diciamo testimonianza di questo incremento dei contagi sono le code davanti ai Covid point che sono tornate. Vediamo. Non sono le code di Natale dopo la Befana, ma vedere aumentare le richieste di tampone in modalità drive-in del 20% non è un bel segno. E quello che allarma ancora di più la ASL 2 marca trevigiana è l'incremento dei tamponi positivi in relazione agli accessi. Se partiamo per esempio dal dato di ieri, mercoledì avevamo avuto 135 positività ai tamponi antigenici da confermare ovviamente col molecolare, quindi c'è un incremento importante diciamo, di positivi oltre che di accessi. Se da inizio febbraio gli accessi al Covid Point di Treviso e negli altri punti tampone allestiti nel territorio erano drasticamente diminuiti, tanto che l'azienda sanitaria 2 settimane fa aveva deciso di sospendere il servizio nei punti di Castelfranco, Dosson di Casiera e Vittorio Veneto, oltre a quello notturno in Dogana, ora cambia decisamente lo scenario. Se la richiesta dei tamponi dovesse ancora aumentare, l'ASL 2 è pronta a potenziare il servizio e a riaprire i punti momentaneamente chiusi. Per alcuni esperti è da ipotizzare sia in arrivo la terza ondata pandemica anche per la presenza delle varianti del virus molto più contagiose. La variante inglese che abbiamo individuato nelle nostre zone fin dai primi di dicembre sicuramente dà una maggiore contagiosità e tutto questo può spiegare questo incremento, diciamo, no? Speriamo che la terza ondata si fermi diciamo, con numeri accettabili, gestibili e tutto questo secondo me è legato anche al numero di vaccini che riusciremo a somministrare. Economia al tempo del Covid. Si è riunito questa mattina in Prefettura Treviso il tavolo di lavoro indetto in collaborazione con la Camera di Commercio per parlare del disagio sociale e del contrasto ai fenomeni criminosi e di illegalità, facendo il punto sulle ricadute economico-produttive e sociali che l'emergenza sanitaria ha fino ad oggi generato. Presenti sindacati, enti, associazioni di categoria del territorio. Dall'incontro che segue ad altri tenutisi nel corso del 2020 è emersa una situazione di sostanziale tenuta del tessuto economico e produttivo della provincia di Treviso, confermata anche dai dati rassegnati dal locale ente camerale sulla mortalità delle imprese rilevati nel 2020, che sono in linea con quelli del periodo pre-Covid. Anche sul fronte dei livelli occupazionali non sono state segnalate al momento situazioni di particolare allarme, ma l'attenzione naturalmente è massima. Tra le varie categorie presenti anche l'Associazione Veneto Imprese Unite, che dice c'è un forte rischio di impoverimento generale. Tante aziende hanno immesso liquidità ma non
hanno visto alcun indennizzo. La denuncia: eventi, turismo, commercio, i settori ormai in ginocchio, inevitabile quindi che gli occhi siano puntati sull'atteso nuovo decreto ristori. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, ma restate con noi, tra pochissimo tante altre notizie di cronaca dalla provincia di Treviso. Eccoci nuovamente in diretta, la pagina della cronaca. Tragedia poco prima dell'alba a Sernaglia della Battaglia, 45enne cinese trovato morto mentre in bici andava al lavoro. Tra le ipotesi quella che sia stato investito da un'auto pirata. L'hanno trovato all'autostrada riverso a terra poco distante la bicicletta in sella alla quale stava andando al lavoro a Moriago della Battaglia. A dare l'allarme questa mattina, poco dopo le 5, un automobilista di passaggio che ha notato il corpo senza vita di Wawa Li, cinese di 45 anni. La tragedia in via Fontigo a Sernaglia della Battaglia. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118, la polizia locale e la stradale. Per il 45enne purtroppo non c'era nulla da fare. Sono ora in corso le indagini da parte della Polstrada per chiarire cosa sia accaduto. Tra le ipotesi che il 45enne, mentre pedalava a bordo strada, non c'è la pista ciclabile, sia stato urtato da un mezzo in transito, un'auto o uno dei numerosi camion che percorrono la trafficata provinciale. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nelle prossime ore dovrebbe essere eseguita l'autopsia sul corpo della vittima. E salvi per miracolo gli automobilisti coinvolti in un incidente questa mattina a Monastier. Guidavo da solo, per fortuna si è aperto anche l'airbag e quindi ringrazio di essere qua vivo e vegeto, insomma, ecco. Vivo per miracolo. Vivo per miracolo. L'aria è quella sollevata e stupita di una tragedia sfiorata qui in via Barbarana, alle porte di Monastier, dove nella tarda mattinata sono rimaste coinvolte in una spaventosa carambola 4 auto. L'incidente sarebbe stato provocato da questa Y10 che procedeva in direzione Ponte di Piave, da lì lo scontro con la Renault, poi l'effetto domino. Alla guida una signora che subito dopo l'impatto è riuscita a scendere dal mezzo. Ha invaso la mia corsia e me la sono trovata frontalmente di fronte. La causa forse è stata per un malore della persona che guidava il veicolo. La signora che ho soccorso ha fatto notare la prima cosa che gli faccio: signora, cosa è successo? Ho avuto un giramento, quindi probabilmente è stato causato da malessere. La donna è stata poi soccorsa dal suo 118 e portata in ospedale per accertamenti. Sul posto carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco che con i mezzi del soccorso stradale hanno recuperato le carcasse delle auto finite nel fosso, praticamente da buttare, ma vista la dinamica davvero c'è anche il tempo per sorridere. È andata bene per tutti, sì. Ed ora andiamo a San Zenone degli Ezzelini, dove non si esclude l'origine dolosa per il rogo divampato nel negozio di ortofrutta e macelleria islamica Halal. Vediamo. Mai io pensavo che viene un giorno ho trovato tutto finito, tutto distrutto così. Mi dispiace veramente, una tragedia. Mi fa male perché io ho messo un capitale qua. A parlare è Bushra El Abbassi, che con il marito e i figli gestisce questo negozio di ortofrutta e macelleria islamica a San Zenone degli Ezzelini. Il locale è stato preso di mira stanotte da ignoti che, probabilmente usando del liquido infiammabile, hanno appiccato le fiamme. Il rogo si è propagato velocemente all'interno dell'esercizio commerciale, quindi la deflagrazione è così violenta da scardinare la vetrata d'ingresso. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco da Castelfranco, Asolo e Treviso. Evacuate le 2 persone che vivono al primo piano di questa palazzina di via Marconi. Spetterà ora ai carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, far luce su quanto accaduto e sulle ragioni del raid incendiario. Secondo i militari dell'Arma sarebbero da escludere piste legate al razzismo o di matrice religiosa. Fino adesso nessuno mi hanno detto niente, anche non sappia niente. Nessuno sappia che un giorno avviene così le cose. Veramente duro. E mi fa male.
Dramma in comune ad Asolo. Marta Meneghini, 44 anni, di Romano Dezzelino, impiegata dell'ufficio anagrafe, è morta dopo un grave malore che l'ha colpita lunedì mentre era al lavoro. Trasportata all'ospedale di Treviso, si è spenta dopo 3 giorni in terapia intensiva. La famiglia, con gesto di grande generosità, ha consentito alla donazione degli organi. Marta Meneghini era dipendente del comune di Asolo da poco più di un anno, proveniente dal comune di Cornuda. Lascia il marito ed un figlio ai quali va la vicinanza del sindaco, dei dipendenti e di tutta la comunità. Truffa, frode fiscale e riciclaggio, denunciata coppia di trevigiani. La truffa l'aveva architettata bene, tanto da convincere un imprenditore spagnolo conosciuto in fiere del settore ad acquistare dalla sua azienda uno stock di 7.500 pannelli solari per un costo di 675.000 euro. L'indagine della Guardia di Finanza di Treviso ha messo nei guai una coppia di coniugi residenti a Resana. Protagonista della truffa la donna, titolare di una ditta operante nel settore delle energie rinnovabili. Dopo aver ricevuto il bonifico con pagamento dal cliente spagnolo, la donna prima ha cominciato ad accampare scuse per giustificare il ritardo nella consegna dei pannelli. Poi, dopo aver restituito 166.000 euro dei 775.000 incassati, ha fatto sparire la ditta, cancellandola dal registro delle imprese. Nel frattempo, l'imprenditrice trevigiana, per evitare di dover pagare le tasse sul denaro incassato, visto che era stata emessa regolare fattura, ha pensato, per abbattere l'imponibile, di emettere una fattura falsa intestata ad una società svizzera ignara ed estranea alla truffa. A questo punto entra in scena il marito. La donna, per ripulire il denaro, gli ha versato sul conto corrente 150.000 euro, prelevati in contanti e successivamente spesi per l'acquisto di un'auto di lusso e certificati di deposito. Al termine degli accertamenti, il marito è stato denunciato per riciclaggio, la moglie per truffa e frode fiscale. Su richiesta della Procura di Treviso, il GIP ha inoltre disposto il sequestro preventivo di un appartamento con garage e di circa 60.000 euro per un valore complessivo di 310.000 euro. Informazioni riservate passate ad amici e parenti. Finanziere 58enne in servizio a Treviso agli arresti domiciliari. Il comandante provinciale tolleranza zero nei confronti di chi viene meno ai propri doveri. È accusato di essere entrato ripetutamente nel sistema informatico delle forze dell'ordine, prelevando dati riservati ed acquisendo informazioni che trasmetteva poi ad amici ed imprenditori. Un finanziere di 58 anni in servizio presso il comando provinciale delle Fiamme Gialle di Treviso è stato arrestato dai suoi stessi colleghi ed ora è ai domiciliari. I reati contestati sono accesso abusivo a sistema informatico e rivelazione di segreto d'ufficio. Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, il militare avrebbe in diverse occasioni fatto accesso alle banche dati tributarie e di polizia per acquisire informazioni che gli venivano richieste da terzi, nonché per effettuare, senza che ve ne fosse motivo, ricerche su colleghi, familiari, amici e conoscenti. Le persone che hanno usufruito di queste informazioni sono tutte indagate per gli stessi reati contestati al finanziere. Il 58enne è stato immediatamente sospeso dall'impiego. Pur nel rispetto della presunzione di innocenza, dichiara il comandante provinciale Francesco De Giacomo, mi preme sottolineare come la Guardia di Finanza, grazie a sistemi di audit interno moderni, rigorosi e capillari, abbia sviluppato da tempo gli anticorpi per individuare e sanzionare ogni comportamento che diverga dalla linea retta della legalità, principio che guida gli oltre 300 finanzieri che ogni giorno operano nella marca trevigiana per la tutela della sicurezza economica e finanziaria e la difesa dei cittadini onesti. In tale azione la sinergia e la fiducia reciproca con l'autorità giudiziaria sono incondizionate e consentono di perseguire sia sul piano penale che su quello disciplinare eventuali atti illeciti. Tolleranza zero, conclude il comandante, verso chi viene meno ai propri doveri. Spaccio di droga. I carabinieri della stazione di Montebelluna hanno arrestato a Cairano San Marco una ragazza di 20 anni senza precedenti. Alle spalle in casa la giovane, ora ai domiciliari, nascondeva 600 grammi di hashish in panetti, 6 grammi di marijuana, un bilancino e vario materiale per confezionare le dosi. A Sernaglia della Battaglia scoppia il caso Fregolent. La senatrice leghista ha chiesto ed ottenuto il bonus per il centro estivo del figlio, bonus messo a disposizione dei cittadini dal comune, di cui è anche consigliere. Sentiamo.
La senatrice Sonia Fregolent liquida la vicenda con un "non ho nulla da dire", ma il caso del bonus comunale per il sostegno al pagamento dei centri estivi di cui la senatrice leghista ha beneficiato quest'estate è destinato a diventare la nuova patata bollente per il Carroccio, dopo il caso dei 3 consiglieri leghisti Barbisan, Forcolin e Montagnoli che richiesero attraverso il commercialista e ottennero il bonus di 600 euro del governo. Il caso Fregolent ha scosso anche la comunità di Sernaglia che la senatrice ha guidato come sindaco. Forse quei soldi dovevano lasciati qualcun altro che forse ne ha più bisogno, anche se la cosa, come dice lei, è legale, insomma. E dovrei fare una colletta e aiutarlo un po', insomma, secondo me. Scusa, quando c'è una persona in difficoltà non viene aiutata, vuol dire che la popolazione non partecipa, secondo me. Sbaglierò. Mi fa pena. La maggior parte non si esprime, in pochi erano a conoscenza del bonus messo a disposizione dal comune, tanto che soltanto 7 famiglie ne hanno beneficiato. E benché la cifra ottenuta non sia alta, 240 euro appena, nel gesto passibile di denuncia alcuna, perché il bonus era destinato a tutti senza distinzione di ISEE, in casa Lega c'è un po' di imbarazzo. Il commissario Boff ritiene doveroso confrontarsi con i vertici regionali. Ovviamente parliamo di una persona che non ha commesso nessun reato. Stavamo parlando di un bando, poi su ragionamenti di opportunità, appunto adesso sentirò anche appunto i vertici di partito, cercherò di confrontarmi anche con Sonia per capire, cioè è una collega che ci conosciamo da tanti anni, dell'esperienza amministrativa, da sindaci, e quindi voglio anche capire bene la natura dei fatti. Obiettivo, dice, fare chiarezza, gesto inopportuno ma va verificato. Richiesta legittima invece per Mirko Villanova, sindaco di Sernaglia. Sul fatto di opportuno o meno credo che ognuno agisce secondo, insomma, la propria coscienza e null'altro, quindi se si sentiva di partecipare lo ha fatto e, ripeto, in modo legittimo. Ladri di fiori e di vasi al cimitero di San Lazzaro, installate dal comune le fototrappole. Era ora che mettessero un controllo. Mia mamma si lamentava sempre che gli portavano via i fiori e anche i vasi. Le famiglie esasperate e sconfortate per la mancanza di rispetto nei confronti delle persone sepolte e dei loro cari hanno accolto favorevolmente la notizia che la Polizia Municipale di Treviso ha installato nel cimitero comunale di San Lazzaro delle fototrappole per individuare i ladri di fiori. Bene, sono contenta che l'abbiano fatto. Sono ben 12 le denunce per furti di fiori e vasi arrivate negli ultimi 20 giorni nella centrale operativa della polizia locale. Furti che fanno male al cuore non per il valore economico delle piante, ma per il gesto vile e irrispettoso in un luogo sacro. Abbiamo installato alcuni cartelli in questo cimitero, che è il più grande di Treviso, per avvisare le persone che abbiamo installato delle fototrappole in alcuni punti del cimitero dove più spesso avvengono questi furti di fiori. Con gli obiettivi nascosti fra le piante e le tombe si potranno finalmente identificare i responsabili di questi gesti deprecabili. La polizia sta inoltre pensando di monitorare anche i cimiteri di Santabona, Canizzano e Monigo. Usiamo le fototrappole perché sono strumenti che possono essere spostate ovunque dove serve. Non bastassero le telecamere, gli agenti del nucleo di contatto urbano sono pronti ad effettuare i controlli a piedi in tutta l'area cimiteriale. Spazio ora alle notizie da Belluno e provincia. È drammatica la situazione industriale in Sinistra Piave. Dopo ACC è esploso il caso Ideal Standard. I noti vengono al pettine per ACC e Ideal Standard, 2 realtà strategicamente rilevanti per i settori di competenza. La situazione si sta facendo pesante. L'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan non fa sconti. Nodi che vengono al pettine di una situazione che però ha una matrice dietro, è quella di una mancanza di politiche industriali dell'Italia per l'Italia. Il caso Ideal Standard sta sul tavolo regionale da 15 anni ed è seguito di concerto con il sindacato. Urge la presentazione di un piano industriale che l'azienda continua a nascondere mentre sposta pezzi di produzione all'estero. Quest'ultimo momento vede una preoccupazione forte che è condivisa da noi, da parte del sindacato con cui ovviamente sono in pieno contatto, perché alle parole rassicuranti di Ideal Standard non stiamo vedendo i fatti. Chiediamo che il Ministero dello Sviluppo Economico ci convochi urgentemente. Noi vogliamo che Ideal Standard si prenda degli impegni, li onori, siano vincolanti.
E intanto domani per i lavoratori dello stabilimento di Trechiana sarà sciopero, il primo di una lunga serie proclamata dai sindacati dopo le drammatiche assemblee di ieri. Al Mise, dove da pochi giorni si è insediato il neo ministro Giancarlo Giorgetti, è arrivata la lettera appello che il sindaco di Borgo Valbelluna e il presidente della provincia hanno scritto per ACC. Insieme si può fare di più e meglio, dice Donazzan. Però questo insieme ha bisogno di un Ministero dello Sviluppo Economico presente, che risponda, e noi non abbiamo il privilegio del tempo. Oggi ACC è legata ad una scadenza che è quella della finanza. C'è lavoro, perché Castro è riuscito a mantenere i rapporti con i clienti, che sono la cosa più importante. Ci sono le commesse, ma dall'altra parte abbiamo esaurito le forze finanziarie. Dico abbiamo, perché ACC è la nostra fabbrica. Severo il giudizio dell'assessore regionale al lavoro sul tempo perso in questi anni dal governo italiano. La domanda è dov'è l'Italia, cioè dov'è il governo italiano? Oltre a trovare le soluzioni vincolanti presso il Mise, il governo italiano deve avere la forza di portare l'interesse nazionale sui tavoli europei. Io credo che a questo deve servire un personaggio come Draghi, altrimenti mi chiedo che cosa serva avere fatto scelte anche dolorose, anche difficili da spiegare, e poi non avere risultati. Un anno della LUISS Business School a Belluno. Per fare un bilancio del nuovo hub Veneto sono intervenuti i vertici confindustriali di Belluno, Venezia, Udine e Trento. LUISS Business School e Confindustria Belluno Dolomiti hanno avviato un progetto rivolto al futuro dell'imprenditoria di montagna e non solo. 200 i partecipanti. Il nostro, dico nostro proprio per sottolineare la centralità hub nella sede di Belluno, è uno degli elementi cardini del nostro piano strategico. L'hub bellunese però non ha fatto a tempo a nascere, che la pandemia ne ha condizionato il percorso. Per fortuna nemmeno poi tanto. È andata molto bene nonostante l'inizio e le complessità, proprio perché abbiamo avuto un grande ascolto da parte del territorio, il rapporto grazie mediato da Confindustria Veneto delle Dolomiti. Speriamo di poter offrire un'esperienza sempre più immersiva a partire dalle prossime settimane, ma il modello ibrido, cioè la possibilità di essere in presenza o collegati, continuerà nel tempo. L'iniziativa comunque ha proseguito il suo iter e il settore su cui si è puntato è stata l'occhialeria. Assolutamente sì, proprio perché vogliamo valorizzare le specificità del territorio. Una delle iniziative nostre è proprio questo, anche valorizzare il territorio e dare l'immagine, la reputazione nazionale e internazionale di un territorio. La formazione, una business school come nostra a carattere europeo, può rappresentare questo tipo di volano per valorizzare il territorio. Un progetto di cui la LUISS è convinta e che guarda avanti. Concrete partecipi e le altre realtà territoriali di Confindustria, quali Venezia, Trento e Udine, presenti ai loro massimi livelli nella videoconferenza in cui si è fatto il bilancio. Credo sia vitale perché ancora una volta dà una unicità del territorio del nord-est e permette alla Business School di offrire una pluralità di iniziative, perché valorizza i diversi territori e allo stesso modo avere questa dimensione pluriterritoriale arricchisce l'esperienza sia di chi si vuole formare sul territorio e di chi vuole venire sul territorio, come ad esempio nelle Winter School, e fare diverse esperienze grazie a questi diversi territori e alle vocazioni dei diversi territori. Uno sguardo ora alla nostra programmazione. Vi ricordo che torna questa sera a partire dalle 21 su Antenna 3 la Zanzega. Ivo Gallo e Daniele Marcassa ci porteranno sui luoghi del Piave e del Sile, tra Meulo, Zenson, Silea e Roncade. Un viaggio che unisce bellezze paesaggistiche e luoghi evocativi in uno dei territori più belli della Marca. Ed ora ci salutiamo con il meteo, temperature ancora ampiamente al di sopra delle medie del periodo in questa primavera anticipata, con massime che hanno superato anche oggi in alcuni comuni della provincia di Treviso i 24 gradi. È tutto, grazie per essere stati con noi. Il meteo, arrivederci. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Benvenuti al meteo. Esplode la primavera con l'anticiclone africano che garantisce tempo stabile e clima decisamente molto mite e gradevole per il periodo. Vediamo il dettaglio di venerdì 26 febbraio.
Sul Veneto sarà una bella giornata, tuttavia nelle prime ore del mattino sarà possibile qualche foschia sulle pianure e nelle vallate alpine in diradamento con il passare delle ore, ma insomma il sole sarà dominante, cielo sereno o al massimo velato. Verso sera non si esclude ancora la formazione di qualche nebbia. Temperature piacevoli sopra la media stagionale, minime tra 2 e 6 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 16 e i 18 gradi all'incirca. E sarà soleggiato anche sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo risulterà asciutto e stabile. Non sono infatti attese piogge particolarmente degne di nota. Il cielo si presenterà, come vediamo, sgombro da nubi ovunque. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sui 15-18 gradi all'incirca. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui contesto di ampio soleggiamento, la situazione dunque sarà la stessa con un cielo del tutto sereno. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime intorno ai 19 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.